Alberto Grigio, fra i migliori questa sera nel match contro lo Sporting Castello. È successo un po' di tutto, però c'è da dire in prima cosa che non è stato il Padova delle altre volte. Diciamo che dopo la partita di venerdì era magari un po' difficile replicare sotto l'aspetto agonistico, sotto l'aspetto della concentrazione. Purtroppo abbiamo trovato di fronte anche una squadra che comunque la conoscevamo già, insomma, dall'anno scorso. Ha difeso in maniera ostica e quindi purtroppo è andata così. Ulteriore pareggio che non ci permette di essere là in alto, insomma. Infatti la vetta della classifica comincia ad allontanarsi un po' troppo dopo i tanti sogni delle settimane scorse. Sì, esatto, oltre alla vetta questa partita era importante anche per la qualificazione alle Final 8 di Ponzano. Purtroppo un altro pareggio, come ripeto, e speriamo che prossimamente i 3 punti arrivino, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Questo Sporting Castello è un po' la vostra bestia nera. L'anno scorso avete perso 2 partite contro di loro e una pareggiata, questa sera altro pareggio, insomma non riuscite a batterlo. No, assolutamente. Sapevamo appunto la difficoltà di questa partita. Il mister ce l'ha ricordato e purtroppo è una bestia nera che continua a essere tale. Allora andiamoci sotto, perché c'è ancora tempo e spazio per recuperare, che ne dici? Sì, io spero veramente che ci sia un cambio di tendenza, non tanto come gioco, perché comunque stiamo continuando a proporre, secondo me, un buon gioco, ma a livello di risultati che arrivino questi 3 benedetti punti.